Stanno suscitando allarme le voci su un possibile addio di Abbanoa da Nuoro col concentramento dei servizi amministrativi a Cagliari. Sulla vicenda intervengono con una nota i consiglieri comunali di maggioranza della lista Ripensiamo Nuoro, Emilio Zola e Anna Maria Musio, e l'assessore alle attività produttive Marcello Seddone. Gli esponenti politici sottolineano la netta contrarietà ad un'ipotesi di ridimensionamento della presenza dell'ente idrico in città. Non si tratta di una semplice battaglia di retroguardia per difendere un ente pubblico, si legge nella nota, ma di ricordare una precisa promessa fatta all'atto della nascita di Abbanoa. Infatti la confluenza di un ente virtuoso come il Govossai nell'ambito unico era subordinata alla presenza a Nuoro della sede legale della nuova società, non solo come indirizzo da riportare nella corrispondenza, ma come vero e proprio cuore pulsante delle attività societarie. Questo non era dovuto tanto alle logiche politiche di spartizione territoriale, ma soprattutto al fatto che il territorio nuorese non solo apportò al patrimonio sociale i bacini dell'acqua, ma dighe, infrastrutture e soprattutto non debiti. Gli esponenti di Ripensiamo Nuoro ricordano che questa promessa è stata disattesa e la smobilitazione di quanto rimane della società saprebbe di vera e propria imperdonabile beffa. Non si mette in discussione la necessità dei vertici di Abbanoa di ripianare le perdite, ma l'operazione di efficienza può essere fatta benissimo concentrando gli uffici amministrativi a Nuoro anziché a Cagliari. Pensiamo Nuoro chiede a tutti i consiglieri regionali nuoresi e a tutti i politici del territorio di impegnarsi per scongiurare questo pericolo sia nell'immediato che nel futuro. Il nostro territorio, conclude la nota, ha già perso troppo. Aggiungere questo smacco certificherà la nostra e la loro ininfluenza nel panorama regionale.